Eccoli qua, sono partite, sono le cucciole, facciamoci sentire, applaudiamole! Svolta subito a sinistra, ora tratto in salita, poi svolteranno ancora alla loro sinistra, transiteranno la parte alta del percorso per ripiomare qui in zona arrivo. Ed eccole qui, le cucciole all'arrivo, l'applauso del pubblico! E la prima vincitrice è l'atleta con numero 348, Giulia Cimadom, l'atleta della Trilacum. In seconda posizione Elena Corradini della Stella Alpina di Carano e in terza posizione Giorgia Paolazzi dell'Atletica Valle di Cembra. Queste le tre atlete che saliranno sul podio, poi abbiamo visto una volata per la quarta e quinta posizione e a seguire con l'arrivo di tutte le altre cucciole impegnate in gara. Le vediamo impegnate nel rettilineo conclusivo, quasi una quarantina le atlete che hanno dato vita a questa prima gara. Vediamo la gara delle cucciole ed eccole che stanno sprintando tutte quante per gli ultimi metri di gara. Per tutte le atlete il premio di partecipazione, poi premi particolari nel corso della cerimonia di premiazione ai primi classificati di ogni gara. Verranno premiate le prime 10 cucciole durante la cerimonia di premiazione. Continuano ancora gli arrivi, vedete che sono davvero tantissime queste giovani atlete che hanno dato vita alla prima gara del trofeo dei Tre Colli, la gara dei Tre Colli, ormai una classica di prima